Sir Charbel appare e guarisce una donna. Ecco le straordinarie immagini del momento del miracolo. Salve a tutti carissimi, in un precedente video vi ho già parlato di Sir Charbel. Sir Charbel è stato un santo originario del Libano, appartenente all'ordine dei padri maroniti. È vissuto nel 1800 ed è morto nel 1898 presso il monastero maronita di Annaia, in Libano. San Charbel già da quando era in vita era circondato da una fama di straordinaria santità, aveva già compiuto molti miracoli, soprattutto impartendo alle persone che andavano a visitare appunto questo monastero delle benedizioni. È stato proclamato poi santo della Chiesa Cattolica da Paolo VI nel 1977. Ricordiamo brevemente quello che abbiamo detto in un precedente video dell'olio che sgorga dalla tomba di San Charbel, un olio miracoloso, e del fatto, ecco, che un olio utilizzato per quelle che sono praticamente i sacramentali, no, della Chiesa Cattolica, gli oli consacrati appunto della Chiesa Cattolica, viene periodicamente benedetto sulla tomba di San Charbel, e chi vuole può farne richiesta ai padri maroniti di Roma. E anche quest'olio ha manifestato degli straordinari poteri taumaturgici. Ora ricordiamo che San Charbel era solito guarire impartendo delle benedizioni a coloro che andavano a fargli visita appunto in questo monastero. Ebbene, la storia che ha come protagonista una signora è accaduta di recente ed ha veramente del miracoloso. Si tratta di una donna italiana che però con la sua famiglia era da tanto tempo che si era trasferita in Australia e ha sentito parlare di San Charbel, per cui ha deciso di andare con una sua amica e con suo figlio in Libano per visitare appunto il santuario di San Charbel, perché aveva un male incurabile. Recatasi in Libano ha trovato però chiusa la chiesa, anche la tomba di questo santo, e a un certo punto non ha potuto far altro che insieme al figlio e all'amica incamminarsi verso la macchina, ma a un certo punto si trovava di lì a passare un prete. E a questo prete la signora ha chiesto se la chiesa fosse aperta e eventualmente insomma quando avrebbe aperto, e questo prete le ha semplicemente risposto: come posso aiutarti? La donna gli ha spiegato che era venuta dall'Australia, che aveva un male incurabile, purtroppo in fase terminale, e che voleva solo ricevere una benedizione da qualche sacerdote presente appunto in quel monastero, e quindi appartenente ai padri maroniti. E dunque questo prete si offrì di dargli lui una benedizione, e la donna ha chiesto al figlio di farle una foto mentre il sacerdote era intento a benedirla. Quindi la donna ha ringraziato il prete, dopo averla benedetta è risalita in macchina e se n'è andata. Mentre stava facendo ritorno in hotel, lei insieme alla sua amica ha esaminato la foto sul telefono del figlio, e improvvisamente si è resa conto che il prete che gli aveva dato quella benedizione era in realtà Sacha Charbel in persona.
Quindi è tornata in Australia, è andata in ospedale e gli esami hanno confermato che, nel suo corpo non c'era più traccia di alcun male. Questo miracolo straordinario è stato in seguito documentato dai medici. Bene carissimi, sperando insomma che questa storia possa essere di speranza e di conforto e di sollievo a tutti coloro che sono devoti di San Charbel, io per parte mia tutti i giorni faccio la novena a San Charbel e la ricomincio da capo anche quando è scaduto, insomma, sono arrivata al nono giorno e devo dire che anche nella mia vita questo santo ha compiuto veramente dei miracoli straordinari e vi auguro insomma di diventare presto devoti di San Charbel, di pregare questo santo straordinario con tutto il vostro cuore e vi auguro veramente di ricevere da questo santo fiumi di grazie e di benedizioni. Adesso vi mostro l'immagine dell'apparizione di San Charbel a questa donna nel momento in cui egli impartisce a questa donna la benedizione che poi la porterà alla guarigione. Ho coperto il volto di questa donna in quanto credo sia meglio che insomma che sia tutelata da un pochino di privacy. Bene, allora vi ringrazio per avermi seguito col consueto affetto, vi lascio con questa immagine straordinaria del momento dell'apparizione di San Charbel. A presto carissimi, santa giornata.